videomessaggio d'amore sai quanto ti amo, quindi non ti devo ribadire niente qui, però la promessa che mi hai fatto di tornare insieme a Mondello la vorrei legittimare così, quindi io aspetto di tornare con te a Mondello, magari sulle nostre barche o in qualche modo per mare magari. Ho visto questo camper, mi sono informata e mi hanno dato la possibilità di mandarti un videomessaggio. Non so se lo vedrai mai, spero di sì. Che dirti, da piccolina amavo, mi affascinava questa cosa di strano amore e oggi mi hanno dato la possibilità di farlo. Ho trovato la persona giusta per dirlo, sei tu comunque. Sai benissimo di cosa parlo, dei nostri progetti, spero che possiamo realizzare tutto, che passi questo periodo che non è assolutamente facile. Lontananza è una cosa bruttissima, lo so, però penso che possa rafforzare. Io credo che questo periodo che ci ha tenuto lontano abbia rafforzato un po'. Che dirti, torna presto perché ti aspetto, spero di passare delle vacanze, anche pochissimi giorni belle, e che duri, se amore duri. Praticamente che cosa dovrebbe avere per colpirti? Allora, ovviamente è inutile nascondere che l'attrazione fisica è una cosa importantissima, quindi comunque mi deve piacere, possibilmente Moro, però non escludo che possa piacermi una persona bionda con gli occhi azzurri, certo. Una persona